Uno dei capitoli più marginali, più residuali se vogliamo, ma al tempo stesso più affascinanti delle vicende connesse al futurismo italiano è quello dell'aeropittura. Nasce formalmente con un manifesto del 1929 firmato da Balla, Benedetta, De Pero, Dottori, Figlia, Marinetti, Prampolini, Somenzi e Tato, ma la scintilla era già scoccata nel 1912, quando Filippo Tommaso Marinetti scriveva: dall'alto di un aeroplano, guardando gli oggetti da un nuovo punto di vista, non più di faccia o per di dietro, ma a picco, cioè di scorcio, io ho potuto spezzare le vecchie pastoie logiche e i fili a piombo della comprensione antica. Marinetti così, già nel 1912, dava alla prospettiva aerea il valore e il significato simbolico di un drastico capovolgimento del vecchio modo, banalmente razionalistico e borghese, di valutare la vita e il mondo. Così alcuni pittori futuristi cominciano a dipingere vedute mobili di paesaggi dall'aereo. Il primo e più ispirato è Gerardo Dottori, ma poi seguono molti altri, tra cui Tullio Crali, Tullio Dalbisola, Mino delle Site, Giovanni Corompai, Pippo Riani, lo scultore Mino Rosso anche e molti altri. Quindi un ribaltamento della prospettiva, un cambiamento del punto di vista per la visione del mondo, qualcosa di cui sentiamo forse necessità in modo ricorrente nella storia, non solo nella storia dell'arte.